Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Ma come avete visto al titolo, oggi parleremo di questo virus che hanno in un certo senso divulgato e adesso qualche politico incomincia a non farcela più e sbotta. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram. E in Telegram lunedì sera alle 20:30 il Degare Marietto Veneziano coadiuvati da Medias tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente i link sono sotto qui in descrizione. Se volete lasciare anche un bel commento, un super like, il vostro Marietto scodinzola sempre come Rintintin. Bene, parliamo un po' di questi politici che adesso si sbottano in un certo senso, non ce la fanno più e incominciano a dire guardate che secondo me se il virus è artificiale finisce in fretta la storia perché non riesce a tenere il vuoto e quindi è una cosa costruita in laboratorio ed è un attacco chimico praticamente, batteriologico. Allora, tanti anni fa, quando il vostro Marietto era un boccia, no, a un certo punto andò il padrone di casa a parlargli e guardandolo nel cammin facendo gli disse sai noi fra qualche anno, fra una ventina, trentina, non mi ricordo più, tireremo giù le torri gemelle. Al che io sapevo che il mio padrone di casa era un tirchione di quelli che era molto attaccati alla materia, sì, aveva palazzi, case, ma era sempre in ascesa, lui voleva il Porsche color oro, voleva insomma le vacanze a San Moritz, Monte Carlo, lui voleva fare la bella vita, no? Però mi sembrava strano e pazzesco che un tipo così, che avesse avuto l'onore di costruire o partecipare alla costruzione delle torri gemelle, dopo 30 anni le avrebbe tirate giù. Ma lui mi spiegava che faceva parte del giocattolo, cioè prima si costruisce e poi si tira giù e si tiene sempre il potere. Il gioco è questo, no? Costruisce e distruggi di nascosto, così da terrorizzare le persone. Quando poi è arrivato l'avvenimento delle torri gemelle che sono cadute, ho detto, oh però ci ha preso il mio padrone di casa, l'ha fatto sul serio questa cosetta qua. Chiaramente non l'ha fatta lui, però lui sapeva già che sarebbe arrivato questo avvenimento, no? Poi passa il tempo, è arrivato lo spread, no? Lo spread in Italia, nessuno sapeva cos'era lo spread, era un po' come quando è arrivata la moda in Italia che tutti si sentivano navigatori di barche a vele perché i mainstream continuavano a parlare di regate, invece è arrivato lo spread, nessuno sapeva cos'era lo spread e tutti erano terrorizzati da questo spread e hanno fatto cadere uno dei pochi governi che dopo il 1990 cercava di tenere in piedi la baracca Italia. E alla fine questi mainstream hanno terrorizzato persone con con questo spread. Adesso è successo che è arrivato questo virus, il vostro Marietto già agli albori di questi primi, come si suol dire, avvenimenti, aveva già fatto delle pillole al riguardo, aveva spiegato che erano degli attacchi vibrazionali, no? Proprio perché voi dovete sapere che e ve lo dico così, ma lo sapete già, negli Stati Uniti noi pensiamo sempre che esistano questi 3-4 agenzie segrete, la CIA, la NSA, l'FBI e quant'altro, ma in realtà negli Stati Uniti esistono ben 17 agenzie segrete e praticamente passano la maggior parte del loro tempo a fare la guerra fra di loro, la concorrenza fra di loro. Quindi capirete che anche dentro questo mondo che si chiama Stati Uniti c'è un tafferuglio di agenzie che lavorano uno per fare le scarpe all'altro e non sono omogenee, cioè voi non dovete pensare che uno pensa e tutti gli altri sono, ognuno poi pensa per sé e fare strada per sé e questo vale anche per l'Italia. Infatti se voi vi ricordate quando ai tempi 80 c'era questo benedetto mostro di Firenze, poi ad esempio Carpe Oro, il grandissimo divulgatore Carpe Oro sul web, ha spiegato che era opera di una setta massonica, di un gruppo massonico di Toscano che aveva un nome come quella, come si suol dire, quella nave che è affondata davanti all'isola del Giglio, che praticamente si divertiva a fare queste cose pazzesche, no? Quindi Carpe Oro ha avuto il merito di alzare il coperchio su chi era questo mostro di Firenze. Era un atto deliberato per destabilizzare in quel momento lì l'Italia, no? Quindi adesso per tornare al nostro virus dobbiamo
vedere chiaro e tondo che questa situazione è stato proprio un attacco non solo all'Europa o all'Italia, ma particolarmente in modo all'Italia, ma è stato un attacco deliberatamente fatto per destabilizzare questo sistema economico a livello mondiale. Chi ha perso di più chiaramente è stata la Cina e gli Stati Uniti. Per quale motivo? Prima di tutto perché se la Cina non cresce con un 10% di PIL, ogni anno i 60 milioni di persone che dalle campagne si riversano in città e non possono lavorare creeranno sommosse a livello nazionale e quindi non dico una guerra civile, ma molto vicino a questo. Negli Stati Uniti in 3 mesi, in 6 mesi hanno perso quasi 30-40 milioni di posti di lavoro e nel 2008-2009, dal 2007 al 2009, in 18 mesi ne hanno persi 15 e c'è stata quasi una rivoluzione. Voi potete pensare quando in 6 mesi il doppio delle persone rimarrà a casa senza lavoro o senza un guadagno. Quindi questo attacco mass mediatico più che altro, perché poi quando si va a vedere delle statistiche si vede chiaramente che quelli che una volta morivano di cancro e di altre cose sono stati immessi dentro a questo virus, no? Come se morissero questo virus, perché gli altri non morivano più praticamente, no? Ma morivano solo di questo virus, praticamente la cosa è così. Hanno montato date come lo spread o come l'11 settembre, queste torri gemelle, proprio per creare questa germe, questa vibrazione di paura nelle persone e sodomizzarle a livello vibrazionale. Della serie mi metto anche la mascherina in casa e chiunque lavora nel settore sa benissimo che la mascherina al massimo frena di 3 minuti se il virus si attacca alla mascherina, l'entrata, perché un batterio si può fermare, ma un virus è piccolissimo, non lo si può fermare. Quindi tutto quello che ci è stato propinato in questo periodo, grazie anche dei valorosi politici che incominciano a sbottare o anche dei scienziati che incominciano a dire come stanno le cose, praticamente la gente incomincerà, come l'11 settembre, a incominciare a capire che c'è sotto un piano di attacco vibrazionale, molto probabilmente fatto da un gruppo misterico che sta remando contro tutti. Cioè non è che dagli Stati Uniti o dalla Cina o da chi ha le potenze o dalla Germania o da chi ha potenza chimica batteriologica di fare una cosa del genere ha deciso, ma molto probabilmente è un gruppo misterico, segreto, piccolissimo che come creava il mostro di Firenze in Italia nel 1980, in quel periodo lì, ha creato questa situazione per destabilizzare questa economia mondiale. Quindi nel futuro prossimo sicuramente avremo dei brutti rinculi, dei brutti momenti di panico generale, proprio perché la cosa mi sa che è sfuggita di mano. E grazie a certi politici che oggigiorno si sono tolti questo sassolino alla scarpa, si può incominciare a pensare che questo virus è stato creato in modo artigianale in casa, cioè nel senso che è stato creato in laboratori ed è quasi un'arma batteriologica. Bene cari amici, il vostro Marietto ha detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Il Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!